Di Vino in Vino mi ha portato a Butrio, siamo ospiti del conte Alberto Artemis Maniago, siamo venuti a trovarlo come sempre, le nostre interviste periodiche, insomma, per capire un po' come va la sua azienda, ma come va anche il mercato del vino, insomma, friulano e oltre che friulano dobbiamo dire Friuli Venezia Giulia, se no ci dicono che siamo dei partigiani friulani. Bene, allora, noi abbiamo visto delle statistiche in questo momento, Conte, che i giovani tendiamo dai 18, 16, 17, 18 anni fino a 25, ecco, come prima beva non affrontano il vino, affrontano altre bevande moderatamente alcoliche, vale a dire la birra, gli spritz e quant'altro, no? Ecco, in questo momento non è solo l'Italia che sta subendo questo, ma c'è Francia, c'è la Spagna, tutti i grandi produttori di vino in questo momento hanno il mercato interno che soffre. Ecco, voi avete fatto una strategia perché state andando molto bene all'estero, no? Esatto. Però sul mercato interno avete delle lacune. Ecco, in questo senso avete studiato qualcosa? Ma secondo me le lacune o i problemi del mercato interno sono due. Da una parte i giovani che fino ai 25 anni non sono degli ottimi clienti per il vino friulano, per il vino di qualità, che non è solo una bevanda alcolica ma è soprattutto cultura, tradizione, quindi va capito, va affrontato da persone più mature e che abbiano anche una possibilità di spesa maggiore. Per quanto riguarda la crisi del mercato italiano e del mercato interno, anche è da considerare la crisi che attualmente soffre un po' tutta l'Europa, quindi minor possibilità di spesa della popolazione. È da mettere vicino anche il problema delle patenti, molto sentito qui in Friuli, in Veneto. Considero comunque che il discorso delle patenti è prettamente un discorso generazionale. Però il calo è da 15 anni che scende, insomma, no? Ma sicuramente il consumo del anni 90, il consumo del vino è in calo costante e continuo, anche perché i cosiddetti grandi bevitori, quelli che negli anni 70 bevevano un litro e mezzo di vino al giorno, vanno a scomparire, muoiono. Ormai il vino non è più un alimento, il vino è un bene voluttuario, quindi un piacere, e come tale va preso con moderazione e nei momenti particolari. Quello che era una volta, vedevo anche nella nostra famiglia, la mia vecchia generazione, bevevano 3-4 bicchieri a pasto, oggigiorno a pasto ne beviamo uno e mezzo, non di più. Questo approccio non è più quello di un tempo, ma è un approccio più verso altre beve, perché è stato fatto un cambio epocale. Insomma, noi si parlava dei giovani, però i giovani sono spagnoli, sono francesi, sono inglesi, no? Sono italiani. Tutta la comunità europea in questo momento sta vivendo un grosso problema. Ecco, per risolverlo mi pare che Spagna, Francia e Italia si siano riunite insieme, fare un decreto legge europeo per far sì di inserire il vino nella famosa dieta mediterranea, insomma, che poi diventa cultura, va in tutte le scuole, nelle università, e si spiega che attraverso la dieta mediterranea potete inserire tranquillamente un bicchiere di vino. Un bicchiere di vino, che non fa male. Però io rimango di questa idea, certo il bicchiere di vino tutti sanno che fa bene, i genitori di questi ragazzi lo fanno perché loro lo usano, il ragazzo è giovane, vuole bersi magari 3-4 bicchieri di qualcosa e quindi non può bersi 4 bicchieri di vino, ma prende queste bevande, questi prodotti. Io sono convinto che quando raggiungerà i 27-28 anni si avvicinerà per forza al vino, perché il vino è tradizione, è cultura, cultura mediterranea, cultura del suo paese, è quello che poi fa la differenza con quella che è l'internazionalizzazione, quella che è la globalizzazione. Ho una domanda sull'export, Conte. Ecco, il vino friulano si vende bene all'estero, ha dei mercati come la Germania, l'Inghilterra, ma anche i mercati asiatici, cioè la famosa fascia BRIC, cioè Brasile, Russia, India e Cina. Però cosa succede? Che guadagnate meno, però, perché gli introiti, cioè dovete andare con il prezzo oggi fuori dall'Italia, no? E questo poi comporta, cioè ho visto che c'è un meno 0,06, insomma avete guadagnato un po' di meno. Sicuramente i prezzi si sono leggermente calmierati, questo dovuto a una crisi un po' generale. Per quanto riguarda questi mercati, secondo me c'è tanto spazio e noi abbiamo iniziato proprio nel 2010 a operare con il Brasile con ottima soddisfazione. Il problema sono che questi mercati sono complicati e costosi da affrontare per le realtà friulane, che sono piccole realtà in fin dei conti, e grazie a questo ci sono questi OCM Vino, questa possibilità di finanziamenti per aggredire i mercati extra UE che sono molto interessanti e ci danno una bella mano.
Senta, parliamo invece di consorzi, no? I consorzi oggi sono determinanti, importanti, addirittura c'è un decreto legge che è sul tavolo, adesso bisogna vedere cosa sta succedendo al governo, che viene dato più potere al consorzio, addirittura anche di stabilire quelle che sono le linee di vendita di un'azienda. Lei sarebbe, da questo punto di vista, come vede la cosa? Positiva, cioè che magari il consorzio possa dettare anche le linee guida della sua azienda, oltre che della campagna? Cioè. Allora, per quanto riguarda quella che è la promozione del vino, dell'agroalimentare in Friuli, secondo me andrebbe governata in maniera più omogenea. Ci vorrebbe un ente che la segue totalmente, a 360 gradi. Attualmente ci sono troppe strutture che fanno promozione e quindi le forze che non sono ingenti vengono un po' inflazionate, diminuite, spezzettate e non si è così aggressivi. Per quanto riguarda un consorzio, qualche ente che dia delle direttive su quello che è un prezzo medio, qualcosa del genere per ogni singola cantina, lo considero un po' un'utopia. È stato provato negli anni, mi sembra 60-70, si è stato fatto un pool di aziende, tra cui anche noi, per cercare di aggredire il mercato. Non è andata. Non è andata assolutamente. Questo è un ragionamento che si può fare solo su piccole nicchie di mercato, cioè si potrebbe benissimo dire il Picolit, bandiera dell'enologia friulana di OCG del Colli Orientali del Friuli, lo si vende almeno a questo prezzo, lì si può fare, ma su tutta la produzione assolutamente non, sono piuttosto dubbioso. Sì, no, l'ultima domanda perché dopo avremo Francesco Spitaleri per quanto concerne, parleremo un po' di vendemmia. Ecco, per quanto concerne le strade dei sapori, i sentieri dei sapori, che comprende tutta la filiera agroalimentare, compreso naturalmente il vino. Diciamo tipicamente friulano, una strada dei sapori. Questo può portare a aumentare il mercato interno? Sicuramente, la legge delle strade del vino e delle strade dei sapori è una legge regionale del 2000, attualmente le competenze sono passate alle province, proprio ieri sera ci siamo incontrati con altri produttori, abbiamo fatto il primo comitato di una strada del vino del Friuli. L'abbiamo fatta velocemente del vino perché eravamo produttori vitivinicoli con agriturismi, c'era anche un ristoratore, albergatori, ma l'importante è che non sia la strada del vino perché è troppo monotematica, è troppo semplice la cosa. Invece per aumentare i consumi interni, per far venire la gente bisogna fare delle strade del vino e dei sapori, come giustamente la provincia di Udine ha fatto nel suo regolamento interno. Solo facendo sistema possiamo far sì che venga la gente a trovarci e che consumi non solo vino ma anche tutto quello che è l'agroalimentare del Friuli. Bene Conte, io la saluto, la lascio al suo lavoro quotidiano che è importante, vado con Francesco Spitaleri che è l'enologo della cantina per capire un po' la vendemmia come è andata e soprattutto quali sono le tendenze per il 2011. E siamo con Francesco Spitaleri. Allora dicevo prima, quando ti ho presentato e ho lasciato e salutato il Conte Alberto, dicevo, cioè la vendemmia tutto sommato non è andata malissimo, cioè non è andata benissimo ma neanche malissimo, cioè vediamo il bicchiere sulla tre quarti. E così anche in Friuli, cioè da queste parti siamo a Butrio, siamo sul COF, sui colli friulani, dicono insomma a macchia di leopardo insomma, che la situazione è stata, non dico molto positiva, ma insomma neanche da lamentarsi, e così anche da parte tua. Ma sì, per non essere partigiano e parlare solo dei colli orientali, direi che per quello che ho potuto assaggiare dai colleghi di altre zone, direi che ci difendiamo decisamente bene. Certamente non ci augureremmo di avere sempre annate così difficili. È stata molto piovosa, insomma. È stata un'annata difficile da interpretare, però proprio in annate così difficili va dato merito alla elevata formazione che c'è in Friuli di tecnici, che hanno saputo ben interpretare i loro momenti nelle diverse realtà, lavorare bene, lavorare rivolti sempre alla qualità anche quando la materia prima non è al top, e per quello che ho potuto assaggiare io direi che in Friuli ci siamo difesi molto bene, i prodotti che si stanno preparando adesso sono più che validi e li proveremo alla prova del mercato e credo con soddisfazione. Senti Francesco, ecco, abbiamo sempre parlato in questi anni, insomma, no? Qual era la tendenza dei vini del futuro, no? E si parlava sempre che dovevano essere meno alcolici, molto fruttati, più floreali, cioè più bibite che bicchieri di grande struttura, no?
Adesso siamo, dopo 3-4 anni, siamo ancora qua a parlare appunto perché ci sono state le leggi, le leggine contro l'abuso dell'alcol. Oggi come oggi la tendenza è di scendere nella quantità alcolica oppure di rimanere sempre ai stessi vertici? Lo chiedo a te, insomma, che sei un enologo che hai il prodotto vino nelle mani. Diciamo questo, il vino del futuro sarebbe bello conoscerlo, comunque per me di solito il vino del futuro è il vino del passato, cioè troverei sbagliato per il Friuli, che ha sempre puntato su una bella immagine, su una buona qualità, snaturarsi, orientarsi troppo al mercato, seguire troppo le mode. Abbiamo avuto mode del super vino in barrique, dei vini concentratissimi. Trovo che la strada della qualità di vini bilanciati, equilibrati, armonici ci abbia sempre premiato, e quindi immagino che anche in futuro questa sarà la strada. Detto questo, all'enologo in questo momento cosa è richiesto? È richiesto di, ricevuto il patrimonio dal vigneto di ciò che è la sua uva, lavorarla al meglio, personalizzarla con quello che può essere l'impronta che l'azienda vuole dare dei propri prodotti per la riconoscibilità, eccetera, e assecondare alcune sensazioni che si ricevono dai venditori, dai clienti, eccetera, che in questo momento quali sono? Prodotti freschi, molto varietali, possibilmente non eccessivamente alcolici, di quali ci possa concedere di bere un bicchiere e mezzo anziché un bicchiere solo, quindi il Friuli in passato ha visto vini anche oltre i 13,5, anche a 14, in questo momento forse è più bilanciato cercare di produrre in vigna e poi in cantina dei vini che vadano sui 12,5 gradi, qualcuno chiede anche i 12, io la strada dei 12 per quanto capisco l'esigenza commerciale per il Friuli non la vedo molto, perché da noi per raggiungere un bilanciamento di tutto quello che c'è nell'uva, quindi non solo dalla parte zuccherina, c'è da attendere un attimo una maturazione un po' più avanzata che i 12 gradi difficilmente consentono. I trentini, per esempio, mi dicevano, per avvicinare i giovani alla beva del vino, che si sono distaccati per tanti motivi, perché la birra sta andando per la maggiore, gli spritz stanno andando per la maggiore, era proprio quella di scendere la parte alcolica, cioè di mettere un'alcolicità moderata, e questo facilitava che i giovani potessero avvicinarsi in modo intelligente al vino. Loro hanno ridotto molto i trentini, cioè di portare vini anche a 11 gradi, insomma 10-11 gradi. Questo non si verificherà, secondo te, in Friuli? Si verificherà su alcune zone, magari più votate al mercato, più attente a un certo tipo di commercializzazione. Non credo riguarderà le colline minimamente, e sarebbe anche sbagliato riguardasse le colline. Credo che vadano visti due aspetti. Uno, i giovani non sono mai stati dei grandi consumatori di vino, e tutto sommato è anche giusto che lo siano. Oggi la gioventù è molto più aperta al mondo, deve provare. Noi lo vedevamo in Inghilterra 15 anni fa, e sono le cose che succedono adesso in Italia, cioè aperti ad assaggiare l'australiano, ad assaggiare il cileno, ad assaggiare tutto ciò che viene per il mondo. È giusto che, fatte le proprie esperienze, assaggiate la birra, assaggiate altre bibite, pasteggiando con anche cose diverse dal vino, maturino le loro esperienze. Sappiamo tutti che c'è la fase del panino, c'è la fase del mangiare sempre cose veloci, poi man mano si matura, si passa a cose un momentino più attente, e di solito poi c'è il ritorno alle cose semplici, quelle che non dico ti cucinano a casa, ma con una magari scelta di ingredienti. I fast food insegnano, insomma, se invece di mettere lì quella bibita che arriva, no, dall'America, e avessero, non so, un bicchierino di vino, insomma, cioè, non farebbe male. Non farebbe male, ma la fase fast food l'abbiamo passata tutti. Tutti ci siamo alimentati e a un certo punto ci siamo stufati. Credo che vada lasciata ai giovani questa fase di ricerca, di scoperta, che nel più delle volte poi conduce alla riscoperta di ciò che è tradizionale della propria zona, dei propri vini, dei propri cibi, eccetera. Bene, allora noi salutiamo Francesco Spitaleri, anche il Conte Alberto, Artemis Maniago, e con un vino Piccolit che è l'autoctono per eccellenza, perché ha una DOCG insieme al Ramandolo e che corrisponde al vanto della produzione vinicola friulana. Bene, io ti saluto, e con un Piccolit di mattina, perché noi stiamo registrando di mattina, devo dire che è un toccasana eccezionale. Cin e viva!